Amici bellini, siamo in antivigilia, di conseguenza c'è la conferenza, di conseguenza dobbiamo parlarne, di conseguenza io sono avvilito. Cominciamo! Rumori. Veramente poca roba, per fortuna insomma ha parlato anche il presidente e ci mettiamo dentro anche questo, così il contenuto ha senso di esistere, altrimenti veramente dovrei fare un video di scena muta. Benvenuto Bruno Palladino e benvenuti a tutti i nuovi iscritti, bentornati a tutti i vecchi iscritti e lasciate un like per dare un pochino di stimoli a Conte, perché io sono sempre dell'idea che l'ambiente poi deve anche tenere sul pezzo gli allenatori, deve stimolarli, deve dare degli spunti, come la mia community dà degli spunti a me quando ci sentiamo in live, quando mi mandate i vostri commenti e io li analizzo, li sviluppo, posso essere d'accordo, posso non essere, ma almeno qualche spunto, proprio nulla. Andiamo a rivedere, magari escono mentre rileggo i miei appunti, ma veramente poca roba. Ci spostiamo oggi, Zoom, una cosa strana. Prima di tutto già comincia la conferenza con una polemica inutile. Non ho capito cosa avessero detto nel momento in cui si siede Conte. Qualcuno mi può dire nei commenti e subito Lombardo deve intervenire. No, quando mai? La nostra è più lunga, la conferenza nostra rispetto alle altre squadre. Le altre squadre fanno 15 minuti, noi ne facciamo 20. Già falso, perché se non lo dici io non vado nemmeno a controllare, ma se lo dici io apro la prima conferenza che mi capita sotto mano. Fonseca 34 minuti. Non farlo questo paragone che non ci azzecca niente. Va bene anche 10 minuti, ma che siano poi pregne le domande, quindi size matter. No, e a volte la dimensione non conta come la usi la conferenza. Poi Conte qua lui sta facendo proprio, c'è anche Daniele, qua non ho capito a chi si riferisse, ma cominciamo con prima di tutto non scorre dietro il video wall che di solito si alternano tutti gli sponsor. Non credo che oggi la conferenza abbia fatto contenti gli sponsor, perché non scorreva nulla, c'era la Coca-Cola fissa, c'era il mouse, il cursore del mouse fisso là dietro, il play non è partito e poi la regia decideva di fare dei primi piani, spariva Sorgesana. Io lo dico così Sorgesana è contenta che non perde visibilità, o chissà che è successo, ma poi cominciano le domande pregnanti. Tornare a Milano dall'Inter, che effetto le fa la prima volta che torna? Un bel effetto. Il tweet di De Laurentiis, che effetto fa? Può tranquillizzare l'ambiente o può togliere qualcosa anche a livello di stimolo, magari di lottare fino alla fine. E Conte parte con la risposta di default che dice: io prima di tutto non le ho lette queste dichiarazioni e poi l'allenatore non deve mai commentare. Io sono al di sotto di De Laurentiis. De Laurentiis può dire quello che vuole, proprio non è proprio interessato a uno scambio dialettico a distanza che non sia quello personale, ed è giusto così. Non cercate, poi non c'è, perché in realtà nella domanda non c'è voglia di polemica, anzi, perché De Laurentiis questa volta con i suoi tweet vola basso e si allinea, sono dei tweet quasi contiani, però lui di default, se veramente non le ha lette, lui dice: io non commenterò mai, quindi non mi interessa, lui può dire quello che vuole, io non devo mai commentare. E ci troviamo facendo, leggiamoli al volo i tweet di De Laurentiis. Spostiamo, cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles. L'America è una bellissima donna, se riesci a farci l'amore sei ripagato, se non ci riesci. Quindi mi scavalca New York. E rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo ricostruire, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso. È un percorso appena iniziato, ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene. Ho visto troppe reazioni improprie, anche perché non siamo al fantacalcio. Ricostruire significa gettare le basi. Is everything okay?
Gettare le basi per un futuro duraturo sul piano dei risultati, come è stato per 14 anni di fila. Ci vuole tempo, pazienza, lavoro e soprattutto l'appoggio e l'abbraccio di tutti voi tifosi, perché il Napoli è diventato non solo una squadra importante ma anche la bandiera di una città che sta vivendo una fase straordinaria di rinascimento. Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare. L'obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro dell'Inter, della Juve, del Milan, dell'Atalanta, della Lazio, della Roma, della Fiorentina. Ha fatto un po' un elenco salviniano e di tante altre ancora. Quindi godiamoci questo splendido inizio di stagione e ricordiamoci che siamo una squadra in costruzione. Poi comunque mai dire mai. Forza Napoli sempre e a presto. Mi sembra un tweet dal contenuto molto logico, si allinea con chi, con un po' di prudenza, me compreso, insomma, dice calma, non dobbiamo avere questa pressione che ci vogliono dare per forza, che dobbiamo vincere subito al primo anno, eccetera eccetera. Contemporaneamente mi sembra quasi a dire, se avessimo a perdere con l'Inter non impazziamo, perché poi c'è la pausa, c'è la sosta, si fanno grandi polemiche e quindi butta un po' di acqua a pompierato. De Laurentiis ha pompierato e ha cercato di buttare un po' di acqua sul fuoco per evitare poi che le reazioni, se tu ti aspetti di essere già all'altezza di lottare per lo scudetto subito, poi ci rimani male di nuovo. Quindi è molto giusto quello che all'interno ci leggo anche un non vi dimenticate di me, io mo vado un pochino là, però non vi dimenticate di me, sono sempre io che sono il presidente, hi, cioè proprio sembra proprio questa cosa qua. Però ha stabilito l'obiettivo e quindi non ci dovrebbe essere più dubbi. Certo, questa frase, pensare oggi allo scudetto, è un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare. Quando ve la dico io, alcuni se la prendono, dice, ma perché non devo sognare allo scudetto, eccetera eccetera. Quando la dice De Laurentiis, come la prendete? Come gli illusi, la famosa frase degli illusi, chi pensava di vincere di nuovo è un illuso, vessato. Secondo me è stato realista, è stato più realista del re. Ma ritornando a Conte, 3 punti sono più importanti per chi? Per loro o per noi? Per loro e per noi. Abbiamo l'ambizione di giocarcela, ci andiamo a giocare contro la migliore del campionato, ci andiamo da primi, quindi rivendica anche un po' di orgoglio che ci arriviamo da primi e puntiamo a restarci. L'obiettivo è rimanere primi dopo questa partita. Poi la solita domanda su Lukaku, che Ugolini non fa mancare mai, e Conte perde la pazienza perché dice, ma ogni santa conferenza mi dovete fare la domanda su Lukaku, sia pre e post partita, eccetera eccetera. E la squadra che determina e non i singoli, quindi non è rispettoso né nei confronti suoi né nei confronti degli altri singoli fare sempre la domanda su Lukaku. Quindi non parliamo dei singoli. La successiva domanda è, parliamo di un singolo, Lobotka, e giustamente, ma questa ci sta tutta. Più che altro, invece di dire quanto è importante Lobotka, nonostante Gilmour, me la fai la domanda e dici, ma ha recuperato, cioè va in nazionale, quindi se va in nazionale vuol dire che ha recuperato completamente. Cosa facciamo? È molto importante, noi dobbiamo saper sopperire quando manca lui o altri. È a disposizione, si è allenato, si sta allenando, vediamo se può partire dal primo minuto o meno. E secondo me qua con un po' più anche di egoismo, se non ci allora vi dico chiaramente, se non ci fosse stata la sosta dove Lobotka se ne va comunque in nazionale e va a giocare lo stesso, io avrei aspettato senza forzare, e lo tieni in recupero e lo fai rientrare alla grande. Se invece poi tu non lo fai giocare, se ne va in nazionale e gioca subito, mi sembra una beffa. Quindi starà proprio scientificamente capire, secondo i loro dati, se è recuperato completamente e non si rischia niente, e a quel punto gioca. La reazione alla sconfitta, come è stata la reazione del gruppo alla sconfitta? Conte dice che è una settimana normale di lavoro. L'analisi, abbiamo fatto le analisi, così come quando vinciamo facciamo l'analisi delle cose che dovevamo migliorare, figuratevi adesso. E poi un'altra domanda così, che deve fare il Napoli contro l'Inter? Che cosa deve andare a fare? Ecco, te dice, non andiamo a fare lo sparring partner, non andiamo lì ad aspettare ci mettiamo i guantoni e aspettiamo di prendere i cazzotti, non è così.
Prossimo passo: migliorare l'attacco, la fase offensiva, dopo aver solidificato un pochino la squadra ed aver sistemato la fase difensiva, che è una domanda secondo me questa legittima di Ciro Troise, perché l'abbiamo analizzato e poi nel profondo abbiamo analizzato pure che il Napoli prende più tiri rispetto all'anno scorso, quindi squadra più solida sì, però vediamo dove. E Conte dice sì, si può migliorare su tutto. Certo, migliorare da primo in classifica significa andare a migliorare un'eccellenza, cosa che noi ricerchiamo. Qua Conte ha risposto un pochino non mi soddisfa completamente, perché sei primo in classifica, ma come? Perché alle volte ti è andata bene, alle volte siamo stati molto bravi, alle volte siamo stati fortunati, e alle volte perché le altre sono inciampate prima, quindi si può migliorare, non ci nascondiamo dietro a essere primi in classifica come a dire già siamo l'eccellenza. Non siamo l'eccellenza, altrimenti non devi dire poi che l'Atalanta è più forte di noi, che l'Inter è la migliore. Dobbiamo migliorare, e così. Perché non gli fate le domande giuste e lui perde colpi, è così che dopodiché ci sono 6 squadre in 4 punti, quindi la corsa è determinante, la partita è determinante per la corsa, e Conte dice: ma la corsa per cosa? Di cosa stai parlando? E Titti subito: la corsa a scudetto, un po' tra il ridere, il non volerlo dire ma volerlo dire, e Conte qua dice è come se avesse detto ti sei fregato da solo, perché se dici che ci sono 6 squadre in 4 punti vuol dire che è una corsa non solo per lo scudetto, ma anche può riguardare la Champions, può riguardare l'Europa League, addirittura lui ci mette dentro la Conference League. Non mi sembra il caso, ma è chiaro, se la classifica è corta basta un inciampo da parte di una e da scudetto si lotta per l'Europa, è chiaro che sia così, no? Sarà contento alla fine della partita se vedrà cosa rispetto a quello che non ha visto con l'Atalanta. Conte ritorna un po' alla partita sull'Atalanta, dice comunque alla fine è stata una partita equilibrata, qua ci troviamo, perché anche nell'analisi mia vi dissi sì, abbiamo perso i duelli. Bravo Conte che dice: mi aspetto di giocarcela con più qualità in attacco. Allora c'è la possibilità di fare meglio in attacco e meglio nei duelli. Assafa Maron, sì, è proprio così che l'avevamo letta. Poi nel percorso di ricostruzione Radio Kiss Kiss decide di chiedere a Conte dello stadio e del centro sportivo. Io qua mi rendo conto, anzi è un discorso importantissimo. In questi giorni di nuovo abbiamo letto che altri progetti, poi si vede, poi però è così. Siamo in alto mare, è evidentissimo, e finché, io ripeto, finché non vedo le impalcature da qualche parte, altro che la prima pietra, le impalcature prima ancora della prima pietra, io non ne parlo, perché mi state facendo ridere tantissimo con discorsi siamo lì, è fatta. No, continuano a cambiare le location, si sente di De Laurentiis che chiede proroghe per rimanere a Castelvolturno, quindi non c'è proprio niente lì. E Conte risponde anche un po' imbarazzato, dice: prima di tutto diamo uno stop a questa parola della ricostruzione, se no diciamo sempre stessi cose, e quasi ridendo Conte dice: ma mica me lo metto a costruire, volete che vado là e comincio a costruire io? Non sono io poi mi rendo conto e mi sto rendendo conto che non avete nemmeno tanta pazienza, ci vuole tempo, è un percorso, bisogna fare degli step. Certo, dice sarebbe importante partire, e io qua sottolineo e incasso quello che dice così: non partim, che parliamo, qualcuno deve partire, ma certo non deve essere Conte che deve partire così. Già la sua figura manageriale, anche che influenza il mercato, va bene tutto. Benitez ci aveva indicato la via, sono passati parecchi anni e non si è fatto niente. Aspettiamo, poi decidete voi se aspettare fiduciosi o non fiduciosi, sempre aspettare dobbiamo. E poi un'altra domanda molto particolare, perché dice è il periodo dei piccoletti, Pedro, Lookman, Lautaro, non crede che manca un marcatore piccolo, guizzante, che li può inseguire, li può marcare meglio questi qua, altrimenti se ne vanno e ti sgusciano. Mamma mia, e che superficialità! Cioè, sono gli attaccanti forti, sono un po' più bassi, ti serve il marcatore un po' più basso per marcarli bene. Non ho mai sentito una cosa del genere. Conte con una santa pazienza dice: bisogna difendere di squadra, non di singolo. Se tu ci metti un marcatore che magari tiene la stessa velocità
e è la stessa statura anche, a marcare uno che però ti punta uno contro uno, se n'è andato, non ci fa niente. Tu devi sempre, lo spiegava Spalletti 3 anni fa, che c'è l'1 contro 1 e c'è il 3 contro 3 che è diverso. Ragazzi, ma ce la facciamo a far salire un pochino il livello oppure no? Mamma mia, avvilente. Questo è quanto, io cerco ma non c'è altro, purtroppo non trovo altri spunti, non so manco qual è il titolo della cosa. Lasciate un like per i miei sforzi di trovare delle cose. Stavolta Conte non riesce nemmeno a dare dei titoli, non è colpa sua, non c'è proprio nulla. Stiamo per affrontare l'Inter, capito quanti spunti ti dà l'Inter, la squadra più forte del campionato, che con lo scudetto in petto, che ha appena affrontato, potevi sfruttare la Champions, potevi parlare del loro turnover, potevi parlare del fatto che loro sviluppano sempre con la quinti canali, e quindi tu, Conte, che non puoi fare la stessa cosa perché non hai giocatori adatti, ti metti in contrapposizione. Sto leggendo qualcuno che dice il Conte sta pensando al 5-3-2. Quante cose si potevano dire, ma anche banalmente dice ti fa più paura Lautaro Thuram, almeno dai la possibilità a Conte di andare a parlare un po' tecnicamente di calcio, così di calcio. Niente, Çalhanoğlu, Lobot, una strunzata, una cosa del genere. McTominay, c'è stata questa cosa di cronaca di spogliatoio che faceva i paragoni tra i giocatori del Napoli. Çalhanoğlu che dice a quello di cronaca di spogliatoio: hai visto a McTominay con il premio dell'uomo partita, ti è piaciuto McTominay che sono io l'uomo partita? Si poteva sviluppare niente di niente. Guido mi ha dato un bel titolo, però non lo capirebbero, e quindi Guido, accetto, capisco, ma devo fare un altro titolo. E ha ragione Giovanni Annone, se le conferenze di Fonseca sono più lunghe è perché lui è straniero e quindi ci mette più tempo a parlare. Bravo, commento memorabellino. Signori, da New York, Valerio Fluido è tutto. Se avete degli spunti dateli voi a me. Domani vi arriva la simulazione, quindi il pronostico esatto della partita con la formazione del Napoli. Ascolteremo dei rumor e cercheremo di avvicinarci il più possibile alla formazione che sceglierà Conte. Per il resto avete visto che la Lazio sta macinando, la Roma è sempre più inguaiata e quindi dobbiamo guardarle un pochino. Chissà se la Lazio magari decide di abbandonare il campionato per concentrarsi sull'Europa, oppure